Il punto di partenza per noi prioritario è che prima che si apra una discussione con le regioni sulla ipotesi di conferimento di nuovi poteri o competenze, si affronti il tema della definizione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Ci sono diritti sociali, civili che vanno garantiti ad ogni latitudine. La CISL detta le prossime tappe ora che l'autonomia differenziata è diventata legge. Nessun verdetto di condanna. Sulle riforme costituzionali, dice Sbarra, il sindacato non ha mai avanzato pregiudizi. Qualunque processo di autonomia differenziata per noi non può che unire e rafforzare la coesione del nostro Paese. Per Sbarra ci sono però dei passaggi quanto mai obbligati proprio per mantenere l'uguaglianza nel Paese, dalla definizione e finanziamento dei LEP alla costruzione di un fondo di perequazione fiscale e finanziaria a livello nazionale, al superamento del concetto di spesa storica, oltre ad una richiesta a Governo e Parlamento. Che in ogni fase di attuazione di questa riforma venga assicurata la piena partecipazione, il dialogo e il confronto con le parti sociali. Molto più severa l'analisi della CGIL regionale che definisce quella dell'autonomia una controriforma negativa per le persone che rappresentiamo, così come, spiega la segretaria Tiziana Basso, non darà risposta ai lavoratori. Di fatto sposta delle materie che hanno una grande importanza alla regione che non è in grado di assorbirle, mette in campo una rottura non solo all'interno della nostra regione ma anche all'interno della stessa del paese ma anche della nostra regione tra aree interne, più periferiche e aree centrali. Ci sono già delle differenze molto marcate, per esempio sulla salute se uno abita a Belluno piuttosto che abita a Padova Centro. Ma per il sindacato c'è un altro rischio all'orizzonte. Pensiamo che questo metta a rischio anche il contratto collettivo nazionale di lavoro che è garanzia per tutte e tutti di avere al punto delle regole comuni, non solo appunto, ripeto, in tutto il paese ma anche all'interno della nostra regione. La CGIL è pronta a dare battaglia. Noi ci muoveremo perché comunque l'obiettivo per noi è quello del referendum abrogativo.